Benvenuti alla terza lezione del buon pescato siciliano. Oggi vedremo insieme la filiera del pesce, ovvero il percorso che compie il pesce per arrivare dal mare fino alla tavola. Con il termine filiera alimentare si intende il percorso che un prodotto compie per arrivare fino alla tavola dei consumatori. La filiera dei pesci inizia con l'attività di pesca e negli allevamenti. Come abbiamo visto nella seconda lezione, la pesca è uno strumento antichissimo per procurarsi cibo e può essere effettuata in acqua dolce oppure in mare. Anche l'allevamento di prodotti ittici o acquacoltura è un'attività molto antica, il cui obiettivo principale è di produrre animali destinati al consumo umano. Il pesce catturato con le battute di pesca viene inviato ai mercati ittici. Questi sono i luoghi dove il pesce viene controllato per verificare che possa essere venduto sia alla grande che alla piccola distribuzione, cioè ai negozi che lo venderanno poi ai clienti, sia agli impianti di lavorazione, i luoghi dove il pesce viene lavorato prima di essere venduto. Anche il pesce di allevamento è destinato ai controlli sanitari prima di essere venduto. Negli impianti di lavorazione il pesce viene lavorato per poter produrre conserve o semiconserve, per giungere poi alle strutture di distribuzione che lo porteranno ai negozi e infine arrivare sulla tavola dei consumatori. Non tutti i pesci però, subito dopo la cattura, vengono inviati ai mercati e agli impianti. Esistono infatti dei veri e propri stabilimenti galleggianti chiamati navi officina, che, oltre a effettuare battute di pesca, compiono a bordo una serie di lavorazioni sul pescato, come la filettatura, il congelamento, la salatura o la produzione delle conserve. Quando il pesce viene esposto sui banchi di vendita, come quelli delle pescherie, deve riportare per legge un'etichetta dove viene indicato denominazione commerciale e nome scientifico della specie, cioè il nome del pesce. Il metodo di produzione, quindi se quel pesce è stato pescato o allevato. La zona di cattura, quindi la provenienza geografica di quel pesce. Attrezzi da pesca con cui il pesce è stato pescato, come le reti da traino, da circuizione o ancora ami e trappole. Percentuale di glassatura, ovvero la percentuale di ghiaccio protettivo applicato sul pesce congelato o surgelato. Ovviamente questa indicazione è obbligatoria solo per il pesce congelato e confezionato e non per il pesce fresco. Lo stato fisico di conservazione, se si tratta quindi di pesce fresco, decongelato o ad esempio salato. Il termine minimo di conservazione del pesce e la data di scadenza, se si tratta di un prodotto preimballato. L'eventuale presenza di allergeni, cioè di sostanze che potrebbero causare reazioni allergiche. Eventuale presenza di additivi, cioè di sostanze aggiunte per aiutare la conservazione delle proprietà del pesce. Infine, ovviamente, l'etichetta deve anche indicare il prezzo. Vi consigliamo di acquistare il pesce da venditori di fiducia e di leggere sempre le indicazioni riportate sull'etichetta per evitare di essere vittime di frode, per non essere quindi ingannati dal venditore che potrebbe darci false informazioni sul pesce che vogliamo acquistare, come ad esempio vendita di pesce di minor pregio sotto il nome di specie pregiate, ingannando le persone che acquistano sia sul prezzo sia sulle proprietà del pesce. Azioni scorrette per simulare la freschezza, ad esempio la bagnatura, utilizzata per dare lucentezza e brillantezza alla carne, potrebbe far sembrare fresco un pesce che in realtà non lo è. Vendita di pesce decongelato per fresco, ingannando le persone che acquistano perché il pesce fresco ha un costo maggiore di quello decongelato. Sia la pesca che l'acquacoltura hanno un impatto molto forte sull'ambiente. La pesca sta pian piano alterando la catena alimentare.
L'uccisione infatti di molti predatori come tonni o delfini provoca un aumento delle loro prede, come ad esempio le meduse, che ormai ricoprono enormi tratti di mare. A questo si aggiunge anche il danno ormai causato da tempo alla barriera corallina, ad esempio quella presente ad Haiti a causa della pesca e di altri problemi ambientali è biologicamente morta per l'85%. I pescherecci dei paesi ricchi spesso agiscono al di fuori delle leggi o senza avere delle quote di pesca ben stabilite. E se pensiamo di risolvere il problema della pesca con l'allevamento, ci sbagliamo di grosso. Il pesce allevato viene nutrito con mangime artificiale e antibiotici. I liquami che diffonde nel mare distruggono i fondali, la fauna e la flora per molte miglia. E, se il pesce allevato è una specie predatrice, come i salmoni, è necessario pescare un'enorme quantità di pesce per soddisfare il loro appetito. Basta pensare che per un salmone da 1 chilo servono 5 kg di alici per nutrirlo. Come possiamo dare il nostro contributo? Limitando il consumo di pesce come tonno, merluzzo, branzino o pesce spada e acquistando pesce dopo esserci assicurati che proviene da pescatori locali. Adesso provate voi a compilare un'etichetta, inserendo tutte le informazioni necessarie che abbiamo visto durante la lezione.